Sì, ok, Bene. ci siamo. Cristiano Godano viene qui a raccontarci questo libro che si chiama Notando nell'aria, come una delle canzoni che spesso ti chiedono come bis ai concerti di Marlene Kunz. È una storia che comincia 30 anni fa a Cuneo, nel circondario, una storia che è fatta di amicizia, di persone che si riuniscono soprattutto per suonare insieme e comunque poi si evolve fino a diventare, credo, una delle band rock italiane più importanti degli ultimi decenni. Una band che è ancora sulla breccia, infatti tra poco partirà un tour che coprirà quasi tutta quanta l'Italia, che si chiama appunto MK30, perché sono 30 anni che sono insieme. È uscito anche un disco che raccoglie le loro migliori canzoni e anche alcune rarità e alcune cover con le quali fanno omaggio a autori a me carissimi italiani come Ivan Graziani, come Paolo Conte ed altri. La prima domanda che vorrei fargli è: cosa scatta nella testa di un adolescente nella provincia italiana, perché Cuneo non è esattamente il centro del mondo, e dire: io da grande voglio provare a fare il musicista, voglio provare a far sentire alle persone le mie canzoni? Allora, buonasera a tutti, intanto grazie per essere così tanti qua, così numerosi. Vedo facce di persone che secondo me non sanno chi sono Marlene Kunz, ma questo non è grave e cercheremo di fare in modo... Ma non è un'ironia, non è un'ironia, io sono felice di questo, dovrò cercare di non ammorbare le persone che non conoscono Marlene Kunz e che non hanno particolare domestichezza con il rock di un certo tipo. Con questa affermazione intendo dire un rock un po' urticante, non esattamente per tutti e quindi specifico, fatto per persone che hanno un po' un'attitudine attiva nei riguardi della musica e quindi se la cercano anziché recepirla un po' passivamente dalle radio, eccetera eccetera. Quindi grazie davvero. Allora, per rispondere alla sua prima domanda, nella testa di Cristiano Godano, quando ha cominciato a sognare cose connesse a quello per cui poi alla fine mi ritrovo qua adesso, quindi sono riuscito a fare quello che volevo fare nella vita e di questo sono sempre stato particolarmente orgoglioso, nella testa del me stesso di allora non c'era esattamente la spregiudicatezza di immaginare che ce l'avrei veramente potuta fare. E questo forse, almeno per quel che riguarda i miei coetanei di allora, era una cosa abbastanza condivisa. Faccio questa precisazione perché ho la sensazione che da quando i talent si sono imposti nell'immaginario comune, ai ragazzi sembra un po' più semplice diventare famosi in fretta e non è esattamente un qualcosa che riguarda... Ma avevi un piano B oppure non avevi un piano B? Ci arrivo, ce l'avevo sicuramente. Allora, quindi all'epoca la sensazione era l'opposto di quella di adesso, cioè si pensava veramente che fosse chimerico raggiungere questo obiettivo. Però la mia testa era popolata in maniera particolarmente intensa e pressante da una serie di fascinazioni che poco per volta divennero qualcosa di esclusivo. L'idea di poter diventare dei rocker nella vita può essere un'idea che riguarda molti. L'idea di perseguire l'obiettivo con una determinazione di abnegazione a tutti gli effetti, con la consapevolezza di dover acquisire, mettendo un attimo da parte le generazioni di adesso che forse ormai nei loro riguardi io sarei un po' spiazzato e forse fuori tempo massimo, però fino a un po' di tempo fa io raccontavo proprio questa cercavo di trasmettere questo tipo di immagine, cioè la parte seria, non la parte del genio, della sregolatezza, con anche un po' di così, no? Sapete bene, non sesso, droga e rock and roll, no? La seconda delle due. Io ho sempre cercato di far capire che non serviva più di tanto. Non so ancora il titolo. Non sai il titolo, no, non sai. Sono ancora molto in difficoltà con il titolo. Versante rock, versante cantautorale, versante... Sicuramente, se dobbiamo dare delle definizioni, sicuramente il versante cantautorale, però non credo che sia un cantautorato facilmente riscontrabile, non è un cantautorato alla De Gregori, per quanto io rispetto tantissimo lui e quel mondo là, e non è
assolutamente nella maniera più radicale, mi verrebbe da dire Dio me ne scampi, un cantautorato al cantautorato attuale. Molte delle tue canzoni parlano di attimi che tu cerchi di dilatare il più tempo possibile. Ovviamente questa è una cosa che spinge a una scrittura riflessiva, però a volte ci sono anche persone vere o immaginate. Qualcuno si è mai riconosciuto nella canzone? Ha detto quello sono io. No, è successa una cosa contraria, ma non sono sicuro di poterla dire in pubblico. Comunque diciamo che una donna che pensava, che per anni ha pensato che la destinataria di una certa canzone d'amore fosse lei, tramite il libro ha scoperto che non era lei. È stata una cosa terribile, mi sono veramente sentito... Cioè io ho detto, mi cascavo dalle nuvole, dicevo, ma come hai potuto pensare che fosse per te? Ti ne ho scritte altre magnifiche, non questa. Tu pensi a quelli là che invece fanno le canzoni con i nomi delle persone, quindi quelli sono precisi. precisi. I nomi possono anche essere tutti sì. così, presi a prestito per una finzione letteraria. Non c'è un solo nome di quelli che io ho usato nelle mie canzoni che corrisponda a una persona reale. Io non so. Però si dice proprio che l'arte la letteratura è finzione, è un ragionamento sottile, un po' come il ragionamento della lettura creativa, che ho cercato di spiegarvi. Questa intuizione che la letteratura sia finzione è sottilissima e non sarei neanche in grado di riportarla adesso, perché devo cercare un po' di ricordare quali sono stati i passaggi che mi hanno portato a questa intuizione che non è mia, ma che si sente spesso dire. Lo diceva ad esempio Giorgio Manganelli, che è un grandissimo scrittore italiano, che lui amava sottolineare la letteratura come finzione. Specificità che non è quella che noi siamo abituati a frequentare in quanto rocchettari, ma che però ci ha permesso anche proprio di vivere una sensazione così di novità, no? Rispetto a cosa a cui siamo molto abituati. Nelle prime file c'era questa cosa. Allora, un gruppo come il nostro quando va a Sanremo secondo me ha 3 tipi di nemici contro cui deve combattere. Il pubblico da casa che non ti capisce, anche perché purtroppo, questo adesso cerco di dirlo molto velocemente, però il tipo di musica che facciamo noi, che è fatto di chitarre, come ha detto lui, spesso un po' distolte così, purtroppo per rendere appieno la giusta densità armonica del nostro suono in televisione bisogna un po' saperci fare. I tecnici che lavorano per il passaggio televisivo dei passaggi dell'orchestra sanremese sono bravissimi, ma hanno a che fare con un suono che è radicalmente opposto al nostro, un suono fatto di violini, un suono fatto di sezioni d'archi, di orchestre e di suoni addomesticati, fatti per un genere musicale che non è il nostro. Cioè non c'è la capacità di trasmettere, cosa che invece c'è. Sapete cos'è il Letterman Show? Al Letterman Show ce l'hanno un sacco di gruppi come il nostro. Se sentite una performance live al Letterman Show di un gruppo rock, invece lì è tutto figo. Perché? Perché i tecnici lì sono abituati a lavorare ogni giorno con band rock. Mentre invece in televisione il rock in Italia non si vede quasi mai e quando lo si vede è penalizzato. Quindi il primo ordine di nemici potenziali da fronteggiare è il pubblico televisivo, che a parte i tuoi ammiratori non capisce quello che sta avvenendo, fa schifo quello che sente, non è proprio sgradevole. Il secondo ordine di nemici potenziale è metà del tuo pubblico, quello che ti segue, perché detesta l'idea che tu sia andato, che abbia accettato di andare a Sanremo, cioè proprio te la giurano, ti dicono non vi ascolterò mai più, ci fate schifo. Tra l'altro senza cambiare di una virgola la vostra ricetta. Sì, sì, infatti vabbè, adesso non ho voglia di tediare nessuno, ma è ridicola chiaramente questa cosa. Infatti noi decidemmo di andare a Sanremo e ci imponemmo di non guardare per almeno 10 giorni di fila internet, in modo tale da evitare di leggere stronzate su di noi. Il terzo tipo di di nemici che vai a fronteggiare su quel palco, che è veramente un palco difficile, il palco di Sanremo fa paura a chiunque, e a noi non fece così paura perché eravamo arrivati preparati, abbiamo detto bene, ci siamo guardati, abbiamo detto andiamo a divertirci. La terza categoria di potenziali nemici che hai di fronte è quella delle prime file, che li vedi e siccome sia noi che gli After Hours, l'edizione prima, eravamo un po', veniamo questo tipo di gruppi come il nostro viene presentato lì come
Abbiamo l'onore di avere con noi il più grande gruppo rock italiano. Tu mentre senti Gianni Morandi che dice questa cosa, dentro di te dici chissà cosa pensa Manuel Agnelli, no? Di questa cosa, il più grande gruppo rock italiano. Tu dovresti dire no, ma siamo in tanti. E quindi tu vai su questo palco con questa aspettativa, no? Che Gianni Morandi ha creato, il direttore artistico ha creato. E poi vedi davanti delle persone. Io ho l'immagine ben precisa di Mara Venier con le gambe proprio appoggiate come me, sontuosa, col suo petto giunonico, che mi guarda così e cerca di capire dove cazzo siamo noi, questo grande gruppo, che guarda e non apprezza, no? Lei aveva tutto il diritto di non apprezzare. Non ti ha mai invitato a Domenica No, Inn? questo sicuro. Però era per dire che un gruppo come il nostro, quando va lì, veramente gioca una partita rischiosissima. Però le facce le vedi, quindi c'è il feedback del pubblico che generalmente chi viene ai concerti rock ti dico, balla, ti guardano e non... è così, perché comunque in ogni caso questa comparsata nostra lì è una cosa aliena, perché noi non siamo lì a perpetuare ciò che Sanremo perpetua da anni, cioè la tradizione del canto italico, che è un genere ben preciso, Certo. no? Che va bene così. E allora giustamente qualcuno potrebbe dire allora perché voi ci andate? Noi ci andiamo perché l'Italia è piccola, e questo è sempre il momento critico, quello delle domande. ci deve essere un secchione che si sacrifica, nessun secchione si sacrifica. Non è neanche detto. Io per stemperare, sappiate che se fossi uno di voi, nel momento in cui il moderatore facesse questa domanda, tendo a nascondermi e non farmi vedere, che non gli venga mai in mente di E se venire a fosse portare uno studente dei tuoi corsi, Scusa? se fosse uno studente dei tuoi master universitari, che cosa faresti invece? In Ti che nasconderesti, non faresti mai la domanda. Ti fanno le domande quando fai il master? Ah, beh, sì, sì. certo, sì. Beh, li invito a essere interattivi con me, ci mancherebbe. Beh, ovvio, però lì si instaura un rapporto diverso. Quindi vi diamo un'ora di tempo per elaborare le vostre domande, noi stiamo qua a guardarvi. Certamente, siamo qui per questo. Fantastico. Se fa una domanda si deve sentire, signore. No, abbiamo parlato di dischi, di canzoni, di musica, di tutto, però vogliamo sentire un po' di musica. Vogliono sentire un po' di musica. vogliono sentire. Ha ragione, ma non è proprio una cosa, non è stata prevista, no? Nel senso, i musicisti hanno bisogno di fare delle prove prima, non sono state fatte, mi dispiace. Le prometto di venire nel suo cucinino al più presto e le dedicherò una canzone, ci mettiamo d'accordo, lo farò, mi spiace. Quindi solo parole. Oggi solo parole, mi spiace, sì. Non me ne voglia, C'è qualche altra richiesta? Non so, Laggiù in fondo, adesso fantastico. arrivo. È sempre molto apprezzabile questo coraggio che prendono le persone. Cerchiamo poi anche di abbassare un po' l'età media di fare le domande. No, perché no? Ci mancherebbe. Buonasera. Buonasera, io prima di entrare non sapevo che ci fosse lei sul palco e neanche il suo nome, e me lo sono già dimenticato. Giorgio, mi chiamo Giorgio. Pasquale, vivo a Monaco di Baviera, sono foggiano e ho trascorso agosto a Foggia. Mi sono comprato una bicicletta, me ne avevano rubato una, e mi sono fatto il giro della periferia e dei luoghi di questo territorio che ho riscoperto le radici che vengono a Monaco. E mi sono reso conto di quanta immondizia, di quanta plastica, di quanto degrado c'è intorno a noi. Mi chiedo se una persona come lei, la sua musica, quelli come lei, possono riuscire a influenzare la gioventù in particolare, ma comunque la società, affinché parta da voi una proposta di ricominciare dal territorio per ritrovare rispetto in noi stessi. In questo territorio c'è il nostro futuro, c'è il nostro presente, c'è il nostro futuro, ma c'è purtroppo anche una condanna per questo assunto. La politica non ci riesce, ci riuscirete voi. Grazie. No, è una
molto appropriata e la ringrazio per averla fatta, non tanto perché mi offre, cioè la ringrazio anche perché mi offre l'occasione per rispondere, anche se temo che andrò a impelagarmi da qualche parte, però la ringrazio per averla fatta perché comunque è giusto avere a mente e a cuore un aspetto terribile. Tutto ciò è connesso anche un po' col clima, no? Con quello che sta accadendo col clima, perché comunque non possiamo non ricordarci che tutto ciò sta creando i presupposti per qualcosa che dal mio punto di vista forse non è più recuperabile, perché nel mio libro io un po' di queste cose ne parlo. Da dove posso iniziare? Dunque, partiamo da qua. Io credo alla scienza, no? E già un'affermazione di questo tipo, di questi tempi, non è esattamente una cosa che tu puoi dare per scontato, che le persone la condividano. Come dire, no? Io credo nel valore della bontà, io credo nel valore della uguaglianza fra le persone. Di questi tempi non sono sicuro che se io dico che è ingiusto far marcire centinaia di persone su una nave per dei giorni di fila, tutti siano d'accordo con me su questa cosa. Non vedo tutti ad applaudirmi in questo momento, quindi devo dare per scontato che purtroppo stiamo vivendo un periodo pessimo, dove sono state fatte passare delle narrazioni terribili che io evidentemente disapprovo nella maniera più indignata possibile. Il fatto dunque che io dica che credo nella scienza non do per scontato che sia una cosa condivisa. Perché dico questo? Perché io credo nella scienza sottende che io credo al fatto che il più del 90% della comunità scientifica mondiale ci sta dicendo da anni che se non ci diamo una sveglia domani, che vuol dire domani, che non vuol dire fra 10 anni, che vuol dire veramente domani, il mondo, ma non il mondo, l'umanità sta per fare una pessima fine. Eppure, siccome ne ho parlato un po' prima, un po' così più, diciamo, di sfuggita, internet è in mano alla componente maligna dell'essere umano e non a quella benigna, perché se internet fosse in mano delle forze benigne sarebbe un mezzo prodigioso che potrebbe aiutare a fare tante cose belle per l'umanità. Ma siccome l'umanità ha sempre dimostrato che se le si dà l'occasione di essere idiota e cattiva ne approfitta, perché se non così non fosse non ci sarebbero più le guerre, ma continuano a esserci le guerre. Le guerre secondo me sono una manifestazione di idiozia evidente. Allora, siccome internet è in mano alle forze maligne, queste forze maligne, fra le tante cose brutte che stanno facendo, stanno anche convincendo le persone meno desiderose di approfondire contesti che vivono, la realtà, l'attualità, eccetera, eccetera, si fanno convincere che il problema del clima non ci sia, anche sostenute da gente malefica come il signor Trump, che è veramente una delle persone più bastarde sulla faccia della terra, perché Trump sa benissimo che il problema del clima c'è. Io lo racconto nel mio libro, perché ad esempio io riporto a un certo punto, anche io posso semplicemente scegliere di informarmi, io non è che sono un esperto, lui è un romanziere, non è un politico, non è un giornalista, è un romanziere, ha scritto un libro che si chiama La grande cecità. L'obiettivo di questo libro è curioso. Noi lo ringraziamo per essere venuto, perché veramente è stata una chiacchierata interessante che secondo me ha fatto uscire fuori dei lati diversi della rockstar, cioè non sei la classica rockstar che a volte gioca anche un pochino a essere provocatore e intimidatorio. Non mi piace. Vabbè, speriamo di vederti in altre vesti al più presto da queste parti. Grazie. Grazie mille.